ciubbino, non ha la camicia, ma si è tolto il ciubbino, tutto a posto, mo signa. Dai, amici belli, dai. Oggi vinciamo, non c'è alcun dubbio. Poi la questione Zielinski la approfondiamo. Adesso forza Gaetano e poi la approfondiamo. Siamo al 10° minuto. Qualche cosina, sai, Cajuste che si gira, quel cross di Lorenzo. Non riesco a dire bravo. È la prima volta nella mia vita. Chi mi conosce lo sa che lo dico anche a telecamere spente. È la prima volta che sto solo guardando. Rendiamoci conto di cosa state facendo. Now we're talking. Jesus! E qua già poteva essere ammonito, ma nessuno gliel'ha chiamato. No, voglio, questo è proprio l'esempio più grave. Più grave. Se nessuno gliel'ha chiamato, ognuno pensa ai fatti suoi. Thank you, Bobby. That's it. Thank you. Wow, questo già mi piace di più, perché Napoli è la squadra degli ultra. Mi ricorda i tempi miei. Già mi piace di più, bravi. Dai Cajuste, cazzo. Ciao Na. 2 tiri Salernitana, 0 Napoli, 15° minuto. Bravo Lobotka, che stavamo tutti storti, dai. Lo contiamo questo tiro di Gaetano in curva? Contiamo. Attenzione, Simi, mamma mia. Candreva! No, ciao, me ne vado. Che bel gol, tra l'altro. Si vede poco perché c'è il sole. Guardate da dove, mamma mia. Ah, da qua si vede bene. L'arcobaleno. È un arcobaleno. Non vi preoccupate, si vince. In qualche modo si vincerà. Se si perde, invece, qualcuno di buona volontà con i fondi per farlo. Perché non vi comprate il pallone, socios, il pallone di questo gol e me lo mandate e io lo metto lì al posto di... Che questo potrebbe essere un gol decisivo per il futuro della squadra. No, non è vero. Mo vinciamo. C'era anche il fuorigioco, quindi non conta negli XG, mi dispiace. Bello Simeone. Guarda Politano. Cajuste, ammonito. E salta la Lazio. Vai. Adesso manca Di Lorenzo. No, ma tra l'altro, no, Di Lorenzo tu dici metto Mazzocchi. Juan Jesus tu dici metto Ostigard. Signori, non ci sono più centrocampisti. Traoré deve subito imparare a fare la mezzala se le visite mediche vanno bene. Demme, dimenticavo Demme. Politano. Bravo Cajuste. Al di là dei falli che ha fatto e delle palle perse, dei passaggi sbagliati, sta giocando bene. Cioè, praticamente, mentre faccio questa descrizione, stai giocando una chiave. Dai Gaetano, mettila bene. No, non puoi chiamare sto fallo, dai. Il fallo che ha chiamato Akvara al 41esimo. Spero che in questo primo tempo vi siate resi conto che al di là della prestazione insufficiente di Zielinski, senza di lui la connessione tra la difesa, il centrocampo e l'attacco manca. È uno che si fa vedere. Sia Gaetano che Cajuste vanno in avanti. Non si può proprio sviluppare proprio nulla. Cioè il regista in questo momento è Lobotka, la palla la passa a Rachmani che avanza. Rendiamoci conto. Kvisha, calma, ti sei diffidato. Vabbè, qua l'ha toccata Simeone. Se l'ha toccata Simeone è rigore netto come le abbiamo visti 5 o 6. Voglio niente. No. Fatemelo rivedere un attimo, per favore. È rigore netto, dai. Questo è il famoso rigore moderno che dice Mourinho. Bravo Politano, dai. Provaci Lobo. Bene, adesso tocca a voi i like, perché nel secondo tempo la ribaltiamo e come vi ho detto all'inizio, perché non esiste proprio, non diventerò virale stasera. Dai, e poi facciamo il mercato. Dai. Gonfia la rete, sei tornato. Non poteva mai essere un coro. Beh, meglio così. Bravo Kvara. Vai Cajuste, te ne viene proprio, mamma mia. Perché Simi lo segue Lobotka? Mamma mia. Vai Raspa.
Comunque state vedendo che è 2-1 con Raspa a sinistra e Kvara a destra con Simeone. Stanno giocando in una forma diversa. Mo' entra Zerbin e capiamo questo modulo che cos'è. Vabbè, siamo sistemati 4-2-3-1 normale. Wow! Wow! Il telecronista ha appena detto Kvaratskhelia senza Osimhen è come una pizza salsiccia e friariel senza i friariel. Ma veramente insiste. Apprezza molto. Dai Kvara! Ah! Mamma mia, Collini! No, Cagliuste, mamma mia, non ti toccare, no! 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 Sperando che siano crampi. Ma adesso chi me? No, perché deve entrare Demme. Lindstrom. Aiuto, Mazzarri si è lamentato di aver perso Lozano. Che deve dire più di Lindstrom quest'uomo? Che cosa dobbiamo dire più? Demme, io sapevo, ma per forza. Bravo Juan Jesus, mamma mia. Mi sembra pure arrivato il momento di togliersi la giacca, Mazzarri? Perché a questo possiamo solo aggrapparci a questo. Siamo all'80°, togliti la giacca. Bella palla, Mario Rua. Maronna, mi si segnava Dem. Kvara che hai fatto, mamma mia. Sì! No! Stava facendo un gol, stu Maron. Molto bene, Dem. Mi è entrato molto bene. Si è tolto il giubbino, non ha la camicia, ma si è tolto il giubbino. Tutto a posto, mo segniamo. Kvara, no! Aveva fatto una cosa a Kvara e anche Zerbin col colpo di tacco veramente di alto livello, ma non va. Quando non va, non va. Bravo Zerbin! Qua è quasi espulsione, ma andiamo avanti. Segna Rachmani! Sì! Sì! Lo so che l'ha toccata uno dei loro, ma questo è assist di Dem, E salta lui di testa pulito con coraggio. Dem, bravo Dem. Rotola, fatto benissimo. Possiamo essere noi i cretini che facciamo, siamo gli unici che non fanno neanche finta di essersi fatti male. Rotola, fai benissimo. No, ti sei fatto ammonire! No! Ma che costo? A quale costo il fatto di Thanos? Andiamone a parlare là. E ve l'avevo detto che avremmo vinto, ma a che costo?